Vi do il benvenuto per questo derby di Padova, il primo della stagione. Palla a mano Cellini Padova contro Mestrino, che fa finta di sparare in cielo, poi riesce a palleggiare all'ultimo andando giù. Non è riuscito a trovare lo spazio per il tiro. Ancora Vanessa gioca passo, conclusione, schiaccia e segna. In avanti, ma che sta facendo fatica a costruire degli attacchi pericolosi, e ci pensa Kirillova. Poi farsi chiamare passivo, quindi si cerca di velocizzare soprattutto il gioco. Prela prova ad andare, buona palla verso Barresi che conclude. Kirillova prova la finta, contenuta bene da Carel, gioca poi la conclusione in buca d'angolo. Le compagne di squadra per andare meglio al tiro, infatti lo vediamo in questo momento, gran lavoro di blocco. Vanessa gioca up, Prela, quella Fatia, buona palla dietro, lo scarico, recupera la palla Carel dopo che era entrata dentro l'area dei 7 metri. Vanessa gioca up, prova ad andare velocemente, Prela, slalom gigante e parata di Dulgerova, che però ha trovato un varco così easy, semplice. Poi la in Rauli, scarico, la in è la grande nuova forza del Mestrino, mentre Kirillova ha un po' le polveri bagnate, anche se ci sta provando poco. Prova la palla verso il pivot, che la scarico verso l'ala, c'è poco spazio, prova lo stesso, palla in faccia, conclusione e palla dentro. Ci si è messa anche il pavimento bagnato, scivolato, poi prova la in qualche modo. Questo è stato un bruttissimo attacco. Martina Brock, gran lancio dall'altra parte, Meneghini! Sì, un vantaggio per la prima volta dall'inizio del match. Vedremo però se da Cellini, che non ha segnato in questo parziale, guardate Vanessa gioca up. 7 contro 5, vedremo cosa farà. In questo momento Rauli, buona palla, giustissima la scelta. Andare verso Bojana Jevremovic. Da occhio che c'è la possibilità ancora di andare per l'ultimo tiro Mestrino, 5 secondi. Pagnaro poi Kirillova. Oh, che gol! Kirillova 15-13 sotto il set da quasi casa sua, che non è neanche tanto distante perché è qui a Mestrino, però veramente finisce il primo tempo. Corretto, palla verso Lin che prova la conclusione di Mancino sotto l'incrocio, triplo vantaggio Mestrino. Ultimo l'aggancio ma riesce a recuperarla, Kirillova spara, ci arriva stavolta Martina Brock, bella prova a difendere, la in, buona la palla dall'altra parte che la scarico Pugliese. Meneghini, finta contro finta, Vanessa Giocapo, gran controllo, gran conclusione. Dopo aver subito 1, 2, 3 contatti da tutte e 3 le proprie marcatrici, 6 verso Giocapo, gran recupero di Nesrin sulla rimessa. Heimer Fatia, perché probabilmente tra pochissimo verrà anche chiamato passivo. Prela e Vanessa Giocapo, eccolo il passivo. Meneghini, scambia 3, Vanessa Giocapo, quella Kirillova, buona palla verso Pugliese. Si va anche troppo di fretta. Prela in qualche modo, Vanessa gioca up sotto la traversa con la finta di corpo. Ancora Vanessa gioca up, prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Lo fa con l'incrociato. Scarico dall'altra parte, Rauli finta di tiro, buona palla verso Kirillova, c'è tanto spazio, finta di passaggio e poi si crea la prateria, soprattutto in maniera imprecisa. Prela, Barresi, si sblocca anche Micaela Barresi. 25-24 palla farfalle sui canali di Eleven Sports. Meneghini prova ad andare, Giorgia Meneghini, magia. L'arbitro chiama la difesa di tornare indietro, deve tirare, conclusione, forse subendo il fallo. Vanessa gioca up, occhio alla ripartenza, la in ha tanto spazio, preferisce andare dall'altra parte, conclusione, rete. -1 Mestrino con 2 minuti per Angela Prela. 26-25, attenzione al fallo subito da Vanessa Giogap. Nesrin la riprende, ok, con Vanessa Giogap, può andare Nesrin, Dulgerova, 10 secondi per pareggiarla. Jevremovic, palla dentro, recupera, Barresi che palleggia, palla verso Nesrin, può provare il passaggio, Carel Giogap subendo il fallo, prova ad andare, subisce il fallo e è finita. Cellini Padova vince il derby contro Mestrino per la prima volta in Serie A.